ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Un'auto con una persona morta all'interno è stata ritrovata nelle scorse ore in un burrone lungo la strada provinciale 157 tra Longi e Frazzanò, in territorio di Messina. All'interno del fuoristrada un uomo privo di vita. Il cadavere sarebbe di una persona di cui ieri i familiari pare ne avessero denunciato la scomparsa, lanciando l'allarme per il mancato rientro a casa. La vittima è il 54enne Antonio Araca, finito in un dirupo con la sua macchina. Il decesso risalirebbe a sabato notte. Il ritrovamento invece a questa mattina. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Si è svolto questo pomeriggio ad Acate il terzo incontro della Commissione regionale antimafia per analizzare la situazione criminalità in tutto il territorio ragusano. Nello specifico è stato trattato il caso di Dauda Diane, il 37enne ivoriano scomparso il 2 luglio 2022. L'incontro è avvenuto tra i vertici delle forze dell'ordine con il procuratore Fabio Danna e i 3 componenti della commissione che hanno poi incontrato i sindaci. Il 37enne ivoriano lavorava ad Acate in provincia di Ragusa, era un mediatore culturale che era impiegato però anche in nero dentro un'azienda, un cantiere i cui responsabili sostengono di non conoscerlo. Confermati il 28 e il 29 maggio 2023 come data in cui si terranno le elezioni amministrative in Sicilia, si voterà domenica dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio si svolgerà nei giorni dell'11 e del 12 giugno. Le elezioni coinvolgeranno 129 comuni, tra cui 4 capoluoghi di provincia: Catania, comprese 6 circoscrizioni di quartiere, Ragusa, Siracusa e Trapani. In 114 comuni si voterà con il sistema maggioritario, mentre in 15 si utilizzerà il sistema proporzionale. E in chiusura le previsioni meteo. Nella giornata di domani la Sicilia sarà caratterizzata da infiltrazioni umide che comporteranno nubi già in mattinata e nel corso della giornata, acquazzoni e temporali. La Protezione Civile siciliana ha infatti diramato un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico per tutte le province dell'isola. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata.